Ci troviamo nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, uno dei parchi più antichi d'Europa. Non ha importanza quale sia la vostra meta, né tantomeno quale sentiero percorrerete, perché qualunque cosa decidiate di fare sarà un'esperienza che vi ricorderete tutta la vita. Signori, benvenuti nel più grande lago naturale della Slovenia. Benvenuti a Bohinj. La nostra avventura inizia partendo dal paesino di Savica, poco più di 70 anime. Ci troviamo a circa 3 km da Bohinj e la posizione è perfetta perché la comoda ciclabile che porta al lago è proprio dietro l'appartamento dove soggiorniamo. A pochi metri dall'appartamento c'è già la pista ciclabile, quindi comodissimo, direi. Dietro casa proprio. Dietro casa proprio. Allora, possiamo decidere se andare a destra o a sinistra. Noi andremo a sinistra, andiamo verso a vedere il lago, perché abbiamo voglia di vedere il lago. Il tragitto segue il pittoresco fiume Sava e vi assicuro che ad ogni angolo vi verrà voglia di fermarvi per scattare qualche fotoricordo. La ciclabile è semplice e ben curata, vi porterà fino alle bellissime rive del lago che si può circumnavigare su 2 ruote solo in parte, dato che il lato più a nord è riservato esclusivamente ai pedoni. Partendo da Bohinj ci sono oltre 400 km di sentieri escursionistici da fare sia in bici che a piedi. Queste terre regalano scorci fotografici incredibili, dalla bellissima Stara Fuzina a Ribčev Lac, perdonatemi la pronuncia. Avrete modo di vivere un'esperienza immersi in una realtà rurale che ha saputo mantenere intatte le sue radici e cultura. Non potrete non visitare la gola del fiume Mosnica e la valle di Voja, con le sue acque cristalline e le rocce dalle 1000 forme. Lungo il percorso semplice potete ammirare giochi d'acqua e piccole cascate immersi in un bosco incantato. La giornata la terminiamo con un'ultima visita alla cascata di Savica, una delle cascate più pittoresche della Slovenia, con un salto di oltre 78 metri, si tuffa in un bacino verde smeraldo regalando uno spettacolo unico. Giusto 2 info utili: noi abbiamo soggiornato presso appartamenti ARH e ci siamo trovati molto bene, a 2 passi dalla ciclabile, posto tranquillo, parcheggio privato e rimessa dove lasciare le bici la notte, quindi direi perfetto. Buona Pasqua a tutti, siamo Trekking Friuli Venezia Giulia, l'abbiamo fatto nel 2024, l'abbiamo fatto nel 2025 e come buon auspicio, ma è tradizione, lo facciamo anche nel 2026. Cristina si è allenata tantissimo contro lo stipite di casa e adesso come tradizione andrà a rompere l'uovo di Pasqua. Allora, 3, 2, 1... Porca miseria! Facciamo trekking, facciamo mountain bike, facciamo tende da tete, spacchiamo le uova, ma soprattutto vi ringraziamo tantissimo per seguirci. Trekking Friuli Venezia Giulia, se vi fa piacere seguiteci sul canale. Buona Pasqua a tutti. Obiettivo della giornata: raggiungere possibilmente vivi il pittoresco alpeggio di Planina Zajamniki, altopiano di Ploklini Juka, 1300 metri di altitudine. Si parte convinti. Ecco qua, Triglavsky National Park. Entriamo di prepotenza nel Parco Nazionale del Triglav, montagna simbolo della Slovenia, e da qua comunque ci saranno solamente riprese a mano perché con il drone non si può volare. Quindi noi rispettiamo le regole, niente drone, va benissimo così, è talmente bello che non serve andare a trasgredire le regole slovene, che tra l'altro sono anche costose perché poi ti vengono a pizzicare sul sito e sono dai 1.000 ai 15.000 euro. Quindi la vacanza diventa bella costosa, diventa. Bene. Inizia la prima salita. Cristina, sono già stanca. No, vabbè. Fino adesso non ho ancora messo il turbo. No, non l'ho. No, spero di non metterlo. Ok. Comunque insomma, dobbiamo ammettere che con le bike si apre un mondo infinito anche per chi non è proprio allenatissimo, e ti permette ovviamente di fare tantissimi chilometri e quindi godere di un'esperienza ancora più completa. Se l'avessimo fatta con la muscolare, io credo che questa salita non l'avremmo neanche presa in considerazione, ma ci saremmo fermati allo Smizza
che tra l'altro è subito sulla destra e ci è sembrata anche particolarmente appetitosa come situazione. Per raggiungere l'alpeggio, se non siete allenati, vi consigliamo vivamente di utilizzare le bike perché la strada è decisamente lunga e per la maggior parte in salita. Noi ci siamo spostati sempre fra la modalità eco e touring, usando veramente pochissime volte il turbo. Questi qua sono i sorrisini che fa Cristina quando vede delle panche, dei tavoli e probabilmente della birra e del mangiare. Boh, non proprio questa, solo birra. Vabbè, quando mai hai preso l'acqua, scusa? Ecco, brava. Al supermercato. Al supermercato, esattamente. Vai, gira a destra, a destra, a destra. E questo, signori, è il meraviglioso panorama che ci si propone davanti agli occhi. Bene, questi sono puntoni perché io ho trovato l'alpeggio e il posto dove bere una birra mi è stato del tutto casuale. Grande fortuna. È una botta di fortuna che però vanno sui punti per il marito, per il premio marito dell'anno. Esatto. Sarò sincero, il luogo era talmente assurdo che abbiamo deciso di perderci nei suoi dintorni prima di proseguire verso la nostra meta. Le bici ci hanno permesso di raggiungere senza fatica punti panoramici bellissimi con le Alpi Giulie a fare da cornice. Panchina strepitosa in pole position, veramente, perché guardate ragazzi che panorama fantastico, cioè bellissimo. Poi abbiamo tutti gli stavoli sotto, qualcosa di incredibile. Adesso si risale in sella, scendiamo e continuiamo lungo il percorso che avevamo appunto pensato, immaginato, no? Studiato. Tu studiato. Io ti seguo, sai, non studio niente io. Okay. È tutto improvvisato il mio. Andiamo di qua, andiamo di là. Sì, poi mi perdo, vabbè dai, fa parte del gioco. Okay. Via si parte. Sì. Zaja Miliki, chissà mai se riuscirò a pronunciarlo correttamente, è considerato uno degli alpeggi più belli della Slovenia e come meta viene ritenuta una gita perfetta per immergersi totalmente nella natura incontaminata di questo meraviglioso parco. La particolarità di questa pianina sono appunto questi antichi stavoli. Si suppone abbiano più di 100 anni e sono posizionati in fila lungo il crinale del pascolo. Sicuramente è un luogo fantastico dove poter scattare meravigliose fotografie. Oh madonna che caldo, oh madonna che freddo, oddio di nuovo che caldo. Ho i brividi. Ho i brividi, aspetta che mi metto il burro cacao, mi sono dimenticato di mettere la crema. Oddio che sete, no? Vabbè, sai, prendo una caramellina, no? Aspetta che mi fermo. Poi plin plin, cioè veramente abbiamo seminato ovunque, abbiamo tracciato veramente tutto il sentiero. No, questa è stata una giornata di mountain bike con la signora Cristina. Ecco. Buona Pasquetta tesoro mio. Grazie anche a te. Allora, io immagino che tu saprai pronunciare bene il posto dove siamo. Ma dovrebbe essere abbastanza semplice. Liner. Ok. Le liner. Bene, allora passeggiatina crediamo abbastanza semplice per raggiungere giusto 450 di dislivello. Ok. Il Monte Lainar è una cima situata sopra il famoso valico di Sovica. La località sciistica di piccole dimensioni regala però panorami incantevoli e viene considerata luogo di divertimento e svago per famiglie e sciatori principianti. Vi garantisco che per quanto la cima sia stata facile da raggiungere, il panorama che si è aperto dinanzi a noi si è rivelato veramente notevole. Una bellissima salitina che si fa tutta ad un fiato per raggiungere una vetta che vale la pena fare perché regala veramente dei panorami bellissimi, molto belli. Vetta raggiunta. Buona vetta.
panorama strepitoso da questa cima, si vede tutto il Parco Nazionale del Triglav e ovviamente a far da padrone la montagna più alta della Slovenia, che da qua si vede veramente molto molto bene. Cimetta direi non difficile. No, ci siamo arrivati in un attimo, ci siamo arrivati, e da fare assolutamente. Adesso, siccome Cristina è veramente molto brava, ha trovato una piccola chicca, ma non vi spoileriamo niente e vi portiamo direttamente a vederla. Per chi ha pazienza e voglia di rallentare può dedicare un po' del suo tempo cercando nel bosco le opere dell'artista Mohor Keizar, che ha saputo con enorme maestria raccontare in modo semplice ma coinvolgente le sensazioni che si provano vivendo la natura. Camminiamo sopra il villaggio di Sovica, tutte le opere sono relativamente vicine ma non segnalate, quindi saranno loro a condurvi da voi. Allora, chi ci segue sul canale sa benissimo che noi in ogni uscita lasciamo il sassolino del sorriso. Questa volta Cristina ha diciamo un pelino esagerato. ne ha fatto uno un po' più grande. Il difficile è stato metterlo nel bagagliaio della macchina più che altro. Quindi niente, io direi, amore mio, sei stata bravissima, Chi lo trova lo porta su un'altra vetta. Fatecelo sapere dove l'avete portato, soprattutto. La Slovenia è un paese che ha la capacità di stregarti. Per quante volte tu la possa visitare, riuscirà sempre a stupirti. Le sue terre così piene di bellezza riscaldano il cuore e rigenerano lo spirito. Chi ama la natura, la vita all'aria aperta e lo sport trova in questi luoghi incredibili tutto quello che cerca. Un verso dell'inno nazionale sloveno cita verbalmente: vivano tutti i popoli che anelano a vedere il giorno in cui ovunque il sole viaggi la discordia sia cacciata dal mondo, in cui il compatriota sia libero, non il diavolo, ma il vicino sarà il confine. Noi siamo Trekking Friuli Venezia Giulia. Iscrivetevi al canale perché sicuramente prima o poi potremo tornarvi utili. Grazie per essere arrivati fino a qui. Zaino in spalla e alla prossima.